facciamo supporto e assistenza alle imprese, alle associazioni di categoria, alle pubbliche amministrazioni e anche ai singoli cittadini, perché riteniamo che la transizione energetica debba rappresentare un'opportunità di sviluppo per il Paese, per gli stakeholders e per le imprese piccole e medie piuttosto che grandi, ma anche le singole famiglie, per esempio fare efficienza energetica, che è la rinnovabile migliore, e poi investire sulle rinnovabili, anche un semplice fotovoltaico per l'autoconsumo fisico individuale, ridurre il prelievo di energia dalla rete e quindi ridurre le bollette, piuttosto che diventare protagonisti, per esempio, nel aderire a una comunità energetica rinnovabile, che è il modo migliore per condividere una progettualità, realizzare uno o più impianti a fonti rinnovabili, far produrre questa energia agli impianti, condividerla in rete, dare benefici economici, ambientali e sociali. Le comunità energetiche sono molto importanti per contrastare la povertà energetica, per finanziare progetti di utilità sociale, e quindi la nostra presenza con uno stand insieme al MASE vuole rispondere proprio a queste esigenze. Abbiamo dei banchi, dei tavoli di lavoro dove spieghiamo i meccanismi principali che stiamo gestendo soprattutto in questo periodo: comunità energetiche, Felix transitorio, PMG, prezzi minimi garantiti, sviluppo del biometano. Insomma, le richieste non mancano, ma siamo qui con una nutrita schiera di tecnici per rispondere alle varie esigenze.